Classe 1944, Roberto Zandonella scopre presto la sua passione per il bob. Quando da bambino ad Osoledo di Comelico Superiore, dove è nato, inizia le sue prime discese con dei bob costruiti artigianalmente tra amici. Ma la svolta arriva nel 1961, quando si trova a Cortina per lavoro. E proprio lì, a poca distanza dalla pista, rimane affascinato dalle evoluzioni dei bob che scivolano sulla discesa ghiacciata. Ho iniziato l'attività agonistica nel 1964 con le prime discese effettuate con Pochiesa nel mese di gennaio a Cortina. La partecipazione a questi corsi di avviamento evidentemente mi davano la possibilità di accedere alla palestra, quindi di potermi allenare con costanza dal mese di maggio sino all'inizio dell'attività bobistica a metà dicembre. Nel 1968 a Grenoble in Francia vince la medaglia d'oro con De Paulis, Armano ed Eugenio Monti, uno sportivo d'eccellenza. Eugenio Monti era un grande uomo. Anzitutto era colui che aveva vinto 10 titoli mondiali e non era riuscito ancora a centrare un titolo olimpico. Gli mancava moltissimo questo titolo olimpico e lo ricercava con estrema scrupolosità, non si era mai allenato come nel 1968. Monti, un padre per il gruppo. Il rapporto tra i membri della squadra era talmente unitario e uniforme, e direi quasi familiare, come un'unica famiglia. Io oserei dire quasi che sia Sergio Solpaes che Eugenio Monti per me sono stati il secondo padre. Eugenio era un grande e ci trattava tutti come dei figli, noi piccoli, sia Armano che De Paulis che me stesso. Eravamo i suoi figli perché lui a quell'epoca aveva 40 anni e di conseguenza era il nostro padre putativo. Quella vittoria a Grenoble è stata un grande successo e una grande emozione. Naturalmente il momento più emozionante è stato quando a Grenoble c'è stata la premiazione. Le bandiere salgono e l'Inno di Mameli inizia a risuonare nello stadio del ghiaccio. È stato un momento veramente intenso, un brivido percorso da tutto il mio corpo, dalla testa ai piedi. E devo essere sincero, anche una lacrima emotiva ha percorso il viso proprio perché non ce la facevo più, era una cosa talmente grande, talmente intensa che fino a quel momento non mi ero reso conto. Sembrava una gara qualsiasi, però man mano che passava il tempo mi accorgevo della cosa grande che avevamo fatto. Eravamo riusciti a portare il secondo oro olimpico all'Italia e unitamente al nostro genio, così lo chiamavamo Eugenio Monti, che naturalmente aveva coronato il suo sogno di riuscire a vincere finalmente 2 medaglie olimpiche. Una vittoria che lo incoronò anche a Cortina, che lo accolse in un trionfo di un bagno di folla. Abbiamo percorso dall'inizio di Cortina fino al campanile dove era posto il palco dei festeggiamenti, un bagno di folla così non ho mai visto. Tutto il percorso, tutta la strada, dal garage centrale fino al campanile era colmo di gente, tutte le finestre erano addobbate, era una cosa meravigliosa comunque. Un successo che gli valse il titolo di Cavaliere del Quirinale, un orologio, un assegno di 250.000 lire e una Fiat 500L nuova di zecca. Le gratificazioni avute sono state quelle da Saragat, l'allora Presidente della Repubblica, il quale ci consegnò l'onorificenza al Quirinale di Cavalieri per merito dello sport. Lo stesso giorno Aldo Moro, il compianto Aldo Moro, Presidente del Consiglio, ci ricevette e ci consegnò un orologio d'oro. Quegli anni non c'erano premiazioni facoltose. Dal CONI ricevetti 250.000 lire di premio per tutti i giorni che ero stato assente dal lavoro e dalla Fiat
una 500L. Roberto Zandonella è un uomo dal carattere risoluto e forte, il cui motto è «Tutto si può, basta volere». Si può ottenere tutto nella vita con la forza di volontà, la costanza, l'impegno e l'entusiasmo di voler raggiungere una meta preposta, una meta prefissa. Un uomo che ama e rispetta la natura e che vede la bellezza di un territorio incontaminato con panorami mozzafiato. È una meraviglia. Quando si arriva qui si risorge proprio. È un panorama a 360 gradi che speriamo rimanga integro ancora per molto tempo, perché sicuramente posti così si trovano sempre più raramente. Un uomo forte, lo avevamo già detto? Sì, ma non sapete cosa accadde nel 1970 dopo la rivincita sui tedeschi a St. Moritz. Nel momento della foga evidentemente tutti ci abbracciavano e noi abbracciavamo tutti. Dopo una settimana il segretario della FISI, Cesare Bombini, mi telefona da Milano dicendomi che dall'abbraccio che ha avuto sua moglie praticamente si è ritrovata con 2 costole incrinate e che però era felice. Un uomo, uno sportivo che ha portato i valori dell'attività agonistica nella vita di tutti i giorni e che li vuole trasmettere anche alle nuove generazioni di sportivi. Se devo raggiungere una montagna devo fare una fatica. Per raggiungere una meta, per raggiungere una medaglia, evidentemente devo prepararmi con costanza, continuità, assiduità, scrupolosità e evidentemente con spirito di sacrificio. Questo mi dà poi la gratificazione di raggiungere la meta, la vittoria.